Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura rilasciavano falsi diplomi di laurea in medicina attraverso un'università internazionale fantasma. Sulla base di queste accuse la procura della Bosnia-Erzegovina ha emesso 7 mandati di arresto, tra cui il docente siciliano Salvatore Messina, che al momento è irreperibile e che addirittura sarebbe a capo delle attività illecite. Notte di terrore per una donna vittima di una tentata violenza sessuale con sequestro di persone e rapina da parte di 2 sconosciuti dopo una serata in discoteca a Catania. Trovata in lacrime in via Vincenzo Giuffrida, la donna ha denunciato l'orrore subito. Tutto sarebbe iniziato a casa di uno dei 2 soggetti dove per via dell'abuso di alcolici e sostanze stupefacenti la situazione sarebbe degenerata. Ora i 2 uomini sono stati arrestati. Ennesima tragedia in mare a Lampedusa, in provincia di Agrigento. Un barcone con a bordo 49 migranti è stato soccorso al largo dell'isola da una motovedetta della Capitaneria di Porto, ma 2 persone sono morte durante le operazioni, tra i superstiti anche 2 donne e un minorenne. 4 anni dopo le bare di Bergamo, oggi 18 marzo 2024, l'Italia torna a celebrare la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. Un momento che per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, richiama l'attenzione della nostra comunità sulla terribile prova affrontata e costituisce occasione di vicinanza ai familiari dei tanti deceduti a causa della pervasiva diffusione del Covid. Chiudiamo con il meteo, il sole continua a splendere in Sicilia, nessuna allerta per domani e temperature massime fino a 25 gradi. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata!